Io sono pagato, diciamo, per fare il Presidente del Veneto, lo farò fino all'ultimo giorno in cui questo mi sarà possibile. L'ultimo giorno è fra 6 mesi? Boh, io credo di no, io credo che sarà fra 5 anni e 6 mesi, staremo a vedere. Chi si aspettava di vedere un Giancarlo Galan a testa china, pronto a fare le valigie, resta deluso. Non si sbottona sul contenuto della chiacchierata con Silvio Berlusconi ad Arcore, ma lascia intendere che non si è congedato dal Premier con l'amaro in bocca. Ho bevuto, così faccio pubblicità, anche un amico un amaro nonino, quindi era un amaro, però uno di quegli amari che si chiamano amari per dare una giustificazione a chi li beve, che sono dolci, era molto buono. Sempre andare a Arcore mi fa bene. Come dire, la partita è ancora aperta, eppure tutto farebbe pensare di no. Nello scacchiere nazionale la Lombardia è già stata assicurata al PDL con la candidatura ufficiale di Formigoni. In Veneto il ministro Brunetta, PDL, parla già da candidato sindaco di Venezia. Sull'altro versante le dichiarazioni delle ultime settimane degli esponenti leghisti farebbe pensare quindi che la regione Veneto spetti al Carroccio. Ma Galan non si lascia ipotecare e a proposito dei comuni che vogliono passare ad altre regioni, il governatore non perde l'occasione per lanciare una freccia al veleno in direzione della Lega. Aspetto questa provvidenza messianica del federalismo fiscale per annullare le differenze, mi aspetterei che altri difendessero il territorio. Bossi chiede di più, vuole la Padania libera, cosa pensa? Sono contento. Contento in modo meno sarcastico invece per l'iniziativa messa in piedi su internet dagli amministratori del PDL che sta raccogliendo adesioni a favore della candidatura di Galan. È giusto dire, insomma, ridimensioniamo questa Lega perché è più lombarda che veneta e quindi noi che siamo un popolo di moderati, un popolo di cittadini moderati, vogliamo ancora la moderazione.